Benvenuti ad una nuova puntata del Notes di Antenna 3. Diamo uno sguardo insieme dunque agli appuntamenti dei prossimi giorni. Vi segnalo che dal 15 al 18 ottobre la Sala Gran Guardia a Rovigo ospiterà la mostra di pittura di Enzo Griguolo. Nell'ambito dell'esposizione troverà spazio anche la mostra fotografica sugli animali di Roberta Laurenti. Saranno esposte 20 opere di Griguolo, tutte raffiguranti i monumenti cittadini, mentre le fotografie di Laurenti riguardano la fauna del delta del Po. La rassegna infatti è intitolata Gli animali ci guardano. L'evento rientra nel calendario delle iniziative dell'Ottobre Rodigino. La Fiera delle Anime di Arsie, organizzata dal Comune e dalla Proloco, si svolge ogni anno la terza domenica di ottobre, quest'anno dunque il 20. È una delle fiere più antiche del territorio. Presso il Polo Agricolo Forestale si può ammirare un'esposizione di macchinari più o meno moderni e per le vie del paese si vedono arrottini, negozianti e figuranti con i vestiti di un tempo. Manca ancora un po' a Natale, ma in questo giorno, nel 1894, fu brevettato il Pandoro. Ricetta del pasticcere di Verona, Domenico Melegatti. Iniziò così la storia del Pandoro, tra i dolci più tipici delle feste. Le sue origini in realtà si perdono tra aneddoti e racconti leggendari. C'è chi lo fa discendere dalle tradizioni dolciarie della corte viennese degli Asburgo, chi invece dal rinascimentale pan de oro consumato a Venezia. L'uomo più felice è quello nel cui animo non c'è alcuna traccia di cattiveria. Platone. La curiosità del territorio di oggi ci porta a Legnago, un comune che sorge lungo il fiume Adige nella pianura veronese. In Piazza della Libertà si trova il Duomo di San Martino Vescovo, opera incompiuta risalente all'epoca neoclassica, con annesso il seicentesco campanile di San Rocco. A pochi passi fa bella mostra di sé il torrione, unico esemplare rimasto delle mura che circondavano la cittadina. Bene, dal Notes di Antenna 3 è tutto. Arrivederci.